Amici di Generazione Non Stop, benvenuti! Signore e signori, siamo qui a Progetti per l'estate con, e lei, signore e signori, Veronica Orazzi di Ma no, Radio 102. non Ciao posso neanche Veronica! fare l'inchino. Io avrei fatto l'inchino da ballerina, avrei, capisci, però? Non dai Ciao. la testata al computer, però. Infatti, infatti, ciao a tutti, ciao. Così, in due parole dico come, perché ti sto contattando, perché mi sono ricordato di una decina di anni fa che a San Vito Lo Capo mi hai intervistato e io ho detto ma questa l'ho già vista, aspetta un attimo, cosa? Poi ti ho trovato che praticamente eri in diretta appunto nella tua radio tramite Facebook, ho detto ah è lei, ok, e ti ho contattato e abbiamo fatto una chiacchieratina e ora siamo qui in diretta. Basta, non parlo più, tocca a te. Ciao, raccontami la tua vita. Bellissimo. Allora, sì, è vero, ero a San Vito con la radio perché ci divertiamo ogni anno a fare le interviste per il Couscous Fest e io sono la punta di diamante, nel senso loro mi mandano sempre fuori dal gabbiotto per fermare le persone che passano a San Vito e rompere, nel senso io sono quella che rompe alle persone per sapere come fanno, come stanno, se si divertono, cosa si aspettavano, eccetera, eccetera. Ecco perché ci siamo conosciuti lì e noi siamo sempre lì con Radio 102 come radio partner. Chi sono io? Io sono Veronica Orazzi e nasco come ballerina realmente acrobatica. Io ho lavorato all'inizio della mia carriera nel circo. I primi circhi senza animali, quindi gli acrobati, sai quelli che scendono dal soffitto con i tessuti? Ecco, questi acrobati. Ho iniziato con quello, sono ligure, ho studiato a Nizza sia le scuole superiori che la scuola di danza e poi ho scoperto il magico mondo delle navi da crociera della costa. Ho fatto un'audizione per entrare nel cast, perché lì c'erano gli animatori che erano gli operatori, gli operai, quelli gli scarti, e poi il cast che erano quelli importanti, i ballerini e i cantanti che si occupavano solo degli spettacoli la sera. Quindi ho fatto l'audizione lì, mi hanno presa e ho girato un paio di anni il mondo con le navi, un magico mondo bellissimo all'epoca, adesso è un po' diverso. E poi ho fatto 2 anni di imbarco e i signori della costa mi dicono beh, dovresti per forza andare in ferie, solo che eravamo ai Caraibi Tu e volevi tornavo. rimanere, volevi mollare. No, voglio restare, no, devi andare. Esatto, era proprio così anche perché eravamo ai Caraibi, tu capisci che una ragazza 20 anni uscita da casa si trova ai Caraibi e a un certo punto dici no, io non ci torno a casa manca ammazzata, sbarcatemi qui. Sì. Ho fatto un po' di carte false ma mi hanno sbarcato lì e sono rimasta 15 giorni a Miami. In quel Oh. periodo a Miami, spettacolo, un culo pazzesco, c'erano le audizioni di Rent, di Cats, il musical e del Cirque du Soleil. Che fai? Ti trovi in quella situazione e non ci vai? Omar, tu ci saresti andato. Assolutamente, anche se Eh, non sai ballare ci saresti andato, tu tanto devi, per. tu ci devi andare. Hai ragione, tu che eri una brava ballerina, dici ok, provo. Io provo e mi prendono. Festoni, cioè che non ti posso dire, mi prendono e faccio 2 anni in giro per l'America, ma soprattutto Miami, New York e poi mi mandano un po' in Canada per lavorare prima in Cats, poi in Rent e poi al Cirque du Soleil. Scade il Quindi contratto studiavate tutto lo spettacolo, eravate una decina, una ventina, quanti eravate? Boh, dello e staff? no, nel Eh, musical eravamo circa 50 nel cast, invece ah, al Cirque du Soleil eravamo circa 900 persone nel cast. No, una cosa non puoi immaginare, per me è l'eccellenza. niente, niente. Bellissimo. Ok, bellissimo, bellissimo, sì. Solo che l'America non è veramente vicina per come pensiamo e quindi quando ti scade il visto di lavoro arriva direttamente la polizia e ti dice è proprio il momento di tornare a casa tua e tu dici guarda, magari ora mi organizzo, no? Dai, datemi il tempo. E loro Troverò un dicono, lavoro prima o poi. Tipo. e loro dicono no, tu potevi stare qua 8 mesi, sono 2 anni che giri, ora te ne torni a casa tua, stasera. Come stasera? Sì, sì, stasera. Allora inizi a chiamare casa, famiglia, Farnesina, chiami tutti perché non hai il biglietto e tu te ne devi andare per forza. Chiami tutti, chiamo anche Costa e Costa mi dice guarda c'è una nave, imbarca lì e fai da assistente, dopodiché ti lasciamo il ruolo perché tanto l'assistente direttore di crociera deve sbarcare. Vai, spettacolo! E quindi mi rimbarco e faccio qualche altro anno in nave. Dopo 6 anni di nave, di giro per il Che mondo, mi giri hai sono. fatto? Cosa hai visto?
Guarda, il Nord e il Sud America, Brasile, tutto. Tutta l'Europa, Mediterraneo e Nord Europa fantastica, Grecia, sai, tutti questi posti, Turchia, così. Non sono mai andata in Asia, mai, neanche poi per piacere, ed è un posto che mi piacerebbe andare a controllare, adesso magari non in questo periodo. Stavo dicendo non ora, sì. Non è il momento giusto, magari rimando. Sì, un paio d'anni magari, ecco. Ecco. Però vorrei andare. Insomma, che torno in Italia e decido di trasferirmi a Trapani. Così. No, Okay. no, in realtà conosco quello che poi sarebbe stato mio marito. Lui era trapanese e mi dice: ci trasferiamo a Erice. Allora, io vengo da un posto, New York, e tu mi dici andiamo a Erice. Io ho fatto fatica a trovarlo sulla cartina, capisci? È stato difficile. E quindi l'ho presa un po' così alla leggera. Boh, vabbè, andiamo a Erice, sarà vicino Roma, vicino Milano, me la passo lo stesso. Il nome non mi ha detto niente. Andiamo. Ci troviamo a Erice con chiaramente tutto da rimontare, perché non hai niente, no? Quando scendi dalle navi o arrivi dall'estero. E quindi inizio a lavorare per qualche albergo, perché comunque parlo 5 lingue, era la cosa più immediata da poter fare, visto che è una zona di turismo, tu lo sai bene. E poi dico no, io non ce la faccio, mi sta troppo stretto, apriamo una scuola di danza. E quindi inizio con questa carriera, ormai sono 16 anni che sto a Trapani lavorando. Ballare prima, e quindi comunque sì, essendo che insomma la tua passione principale era quella, dici ok. Esatto, e poi avevo tutti gli attestati, all'epoca ancora in Italia non esisteva il diploma di professore in danza, quindi ero un alieno, capito? L'unica con gli attestati. Capito, all'epoca, wow, ma come hai fatto? Erano esteri, cioè, facile. E quindi costruiamo questa scuola di danza e la faccio andare avanti fino a oggi, quando il signor Conte non ha deciso di chiudercela un attimo perché eravamo troppo stanchi e ci ha dato questa vacanza forzata. Un pochino, dai. Sì. Ci vuole, comunque è stato un bene. Io la prolungherei sinceramente, però vabbè, a parte quello, cioè no, nel senso che non la prolungherei, però nel senso che insomma purtroppo dico dobbiamo un pochino adattarci e comportarci bene, ecco questo qua. Siamo bravi. Ma cosa preferisci del tuo lavoro? Cioè, in base alle tue esperienze, qual è la cosa che ti ha appassionato di più, o l'esperienza che ti ha appassionato di più, dico sulla crociera, o le prove dietro le quinte dei musical, o non lo so, che cos'è che ti ha appassionato particolarmente, che dici lo farei altre 1000 volte? Allora, il minimo comune denominatore nella mia vita è comunque la gente, e quindi il contatto, e quindi poter parlare, chiacchierare, stare vicino e conoscere, scoprire. Io sono una persona molto curiosa. Chiaramente tutto quello che è palcoscenico è magico. È una realtà parallela dove tu puoi essere chi devi essere o chi vuoi essere senza essere te realmente, no? Pensa all'attore, insomma, impersonifichi un'altra realtà e vivi in quella magia per un'ora e mezza, 40 minuti, quello che è. Poi scendi e ritorni a essere in te stesso. Trucco, parrucco, scena, luci, è la magia. Quello chiaramente è molto bello. E poi la possibilità di creare, essendo una creativa, e tu anche perché lo sai, la possibilità di creare, far lavorare il nostro cervello è molto importante. Che cosa rifarei? Se avessi la possibilità di tenere il fisico giovane ai miei ex 20 anni e poter tirare su le gambe in continuazione senza fatica, starei sul palco tutto il tempo, però è chiaro che non puoi fermare il tempo, e quindi bisogna poi un attimo a un certo punto reinventarsi e darsi anche la possibilità di una carriera, no? Mettersi un attimo da questa parte e dire va bene, adesso fallo te. Quindi ora, dopo tutte queste esperienze che hai fatto, cosa stai facendo oggi? Quindi io ti ho sentito che appunto eri in radio, la scuola, e dicevi appunto che si è fermata momentaneamente, quindi sostanzialmente ti stai dedicando alla radio, alla tua scuola di ballo e della danza, di preciso di cosa? Allora, io come ti ho detto sono una ballerina di danza acrobatica, quindi facciamo danza aerea e danza contemporanea, e poi ci sono tutte le discipline, perché la mia è una scuola di arti performative, quindi ci occupiamo di canto, di recitazione, di hip hop, di tutto quello che può salire su un palco, compresa la pittura.
Però sì, in questo periodo di quarantena che facciamo? Mi dedico a passare il tempo e a cercare di farlo passare agli altri con quello che posso attraverso la radio, quindi tenendo un po' di compagnia. E non ti nego che studio perché vorrei dedicarmi al settore del wedding, del destination wedding, ossia ho conosciuto tante persone che vengono in Italia, ma soprattutto nelle nostre zone, a sposarsi per il panorama, no? E per il cibo, insomma. E quindi organizzare gli eventi, i matrimoni. Magari si perdono perché non conoscono bene, Esatto. specialmente da fuori, non conoscono bene la zona e quindi hanno bisogno di una mano, insomma. Esatto, e quindi sto studiando per prendere un attestato e avere delle capacità un pochino più radicate. Passo così il mio tempo di quarantena, oltre che all'allenamento, all'addestramento dei cani, perché tra una cosa e l'altra sono appassionata di cani e quindi sono una trainer dell'Enci e quindi mi dedico. Hai cani, tu Ne hai ho possibilità di 5. avere cani? Ok. Allora, adesso mi dici che cani, che razza sono e i nomi, ok? Ok, sono pronta, ce le ho, le so tutte. Allora, iniziamo dal più piccolo, di dimensione, no, di dimensioni, ecco. Ok, il più piccolo è un cocker e si chiama Artù. Ok. Ed è il peluche di casa, cioè è inutile, non serve a niente, tiene solo compagnia. Vabbè. Ok. Poi ho 2 Labrador che sono addestrati al salvataggio in mare e si chiamano Tiago e Sofì. Ok, e siamo a 3. Uno nero e uno biondo. E poi ho 2 cani da guardia che sono davanti al cancello, chiaramente, che si chiamano Jack e Kira e sono 2 pit. Bello, ripeto, bellissimo. Sono i cani meravigliosi. Io amo i Labrador in particolare, cioè in generale un po' tutti i cani, ma i Labrador sono quelli che proprio mi danno quell'emozione. Sono pacciocchini, te li ricordi i pacciocchini, quei giochini? Sono pacciocchini, hanno sempre voglia di giocare, insomma, è divertente stare con loro. Ho Poi tanti spettacoli cinofili, mamma, è bellissimo, per me mi distraevo troppo perché vedevo questi cani. Grande passione, ho sempre avuto cani, quindi bello. E tu ce l'hai anche, c'hai cani? No, per ora no, qua no, però ho sempre avuto dei cani di piccola taglia, perché appunto in casa si potevano tenere, insomma, piccoli cani. È più semplice. Sì. Bene, allora, adesso voglio sapere un po', ci puoi dire dove ti trovano in la pagina Facebook, dove magari possono sentirti in radio, vuoi dare qualche contatto di te per lavorativo, intendo, anche della scuola? Assolutamente. Allora, io sono tutti i giorni in diretta a Facebook sul mio profilo che è Veronica Orazzi o sul profilo pubblico della radio che è Radio 102 Trapani. Sono in FM, quindi mi trovano in diretta su Radio 102, proprio 102 a Trapani, adesso poi cambiando zona un pochino però si trova. La mia scuola si chiama MAD, Centro Studi MAD, mi trovano abbiamo un sito, quindi mi potete trovare tranquillamente lì, ci sono tutti i contatti, la mail, il numero di telefono e il mio blog invece è VO Events Factory, Veronica Orazzi Event Factory, che tengo un blog proprio per i wedding destination. Perfetto, poi questi qua li mettiamo anche che scorrono sotto, così un pochino diamo i tuoi dati anche nel post se vogliamo scrivere qualcosa. Allora, a me ha fatto tantissimo piacere averti qui in diretta e sono molto molto contento di aver approfondito così questa conoscenza, perché mi piace tantissimo appunto il contatto con altri artisti, con altre persone della zona. Io ho intervistato tantissimi VIP, ma quelli che preferisco in assoluto sono i VIP siciliani, perché insomma dobbiamo promuoverci noi. Ecco, quella è la mia cosa, dobbiamo promuovere il nostro mangiare, il nostro territorio e noi stessi, perché insomma dando lavoro a noi artisti, che intendo che possono essere ballerini, che possono essere chiunque, insomma pittori, come dicevi tu, insomma i soldi rimangono qua, 1, 2 è bello che insomma siamo noi a viverci, a godere di tutta questa bella Sicilia e godercela un pochino. Sì, sono assolutamente d'accordo. Mi ha fatto piacere, allora ci sentiamo in radio. E soprattutto ci vediamo a San Vito se capiti di nuovo lì. Ok, va benissimo. Grazie mille. Grazie. Ciao Veronica. Ciao. Grazie.